face o foto. Amici di Sportisli, ciao da Salvo Geracci, siamo live dal Nino Lobue di San Giovanni Gemini, provincia di Agrigento e Gemini Terrasini Mundi, giornata numero 6 del campionato di promozione siciliana Girone A. Le due formazioni con il Gemini in tenuta bianco-rossa. Si carica proprio adesso la squadra di Pieralberto Ancona che scende in campo con il 3-5-2, De Miere in porta, in difesa da destra verso sinistra Mangiapane, Reina e Seiter, a centrocampo Veka, Batayev, Ovusu, Forconi e Licata, in attacco Stassi e Mormino. Risponde il Terrasini Mundi, reduce dall'allontanamento con Todò Tedesco in panchina. Oggi ci sono ad assistere la squadra palermitana due membri della dirigenza, il vicepresidente Salvo Agozzino ed Emanuele Malinconico. Squadra del Terrasini Mundi in tenuta rossonera con Di Maggio in porta, in difesa Cimarelli, Russo, Zammitti e Di Maria, centrocampo Santa Guida, Matteo Imparato e Cristian Colombo, in attacco Davide Cusimano, Viviano e Bargione. Si va a vedere subito il Gemini con questa avanzata, ma è tutto fermo per la posizione di fuorigioco. L'arbitro della partita è Ettore Occhipinti della sezione DN, assistito da Davide Chicchirillo e David Bartolotta, entrambi della sezione di Palermo. Clima sereno qui a San Giovanni Gemini, nell'Agrigentino. Circa un centinaio di tifosi, è assente il gruppo organizzato dalla tifoseria biancorossa. Siamo in un giorno feriale di mercoledì, quindi non tutti possono recarsi allo stadio per vedere la partita. Infatti è inusuale che in un campionato di promozione siciliana ci sia il turno infrasettimanale, questo perché quest'anno sono 16 le squadre partecipanti rispetto alle precedenti annate, anche per un discorso di territorialità e di vicinanza geografica. 16 squadre nel girone A e nel girone B, 14 nel girone C e nel girone D. Questo è dovuto anche dai vari movimenti estivi di squadre che falliscono, non si iscrivono, che salgono, che scendono di categoria. Tutto cambia in fretta. Avanti il Gemini che si propone con Mormino, cross in mezzo leggermente deviato, prova a calciare Forconi, ma niente da fare. Ovusu dalla distanza, pallone sul fondo, prima occasione del Gemini con Nana Ovusu. Dopo 2 minuti e mezzo, tra i confermati in estate, l'ex Casteltermini classe 2004, e adesso si ripartirà con il rinvio da parte di Di Maggio. Colpo di testa di Forconi, oggi titolare, un po' di turnover per Pieralberto Ancona. È assente Capitan Messineo, infatti oggi la fascia è di Daniele Mangiapane, quello che teoricamente è il vice. È tornato invece a disposizione Muni,
siede in panchina. Ancora assenti Miceli e Scrudato. In panchina nella Gemini ci sono Beni per la porta, poi Colley, Muratore, Marrone, Schifano, Padre Nostro, Antona, Muni e Lio. A proposito di turnover, due titolari come Colley e Marrone oggi riposano. Nel Terrasini Mundi invece assente Aprile per squalifica, oggi sconta la prima delle 2 giornate di stop imposte dal giudice sportivo dopo l'espulsione nella scorsa partita di campionato. Assenti anche Miraglia Fiore e Vito Cusimano. È un periodo di transizione per il Terrasini Mundi, con il cambio in panchina che ancora si deve concretizzare. Infatti la situazione è abbastanza temporanea, con il nuovo allenatore che dovrebbe essere Giuseppe Stagno, ancora non ufficialmente tesserato e neanche ufficializzato dalla società. Ma quest'ultimo fattore insomma è un po' relativo, dato che nelle categorie inferiori alla Serie D nella maggior parte dei casi prima i giocatori debuttano e poi vengono comunicati dalle varie squadre tramite i propri canali social o siti ufficiali. Terrasini Mundi che ha in panchina a disposizione la Fata per la porta, poi Coppa, Loverso, Simone Imperato, Daniel Longo, arrivato dal Camporeale, infine Salvo Colombo, Groppuso, Pontidoro e Pumo. Terrasini Mundi che prova ad approfittare di questo pallone levato via un po' così da Lautaro Seiter, c'è rimessa laterale per il Gemini, la conquista lo stesso la squadra di Ancona, che adesso prova a ripartire con questo pallone in profondità verso Andrea Mormino. Qui la va a difendere Bargione, tutto messo fuori. Si torna indietro con Zammitti che la ributta avanti alla ricerca di Cristian Colombo. Altra chiusura di Luca Zammitti, arrivato dal Regina Mundi, squadra che non c'è più. La matricola ha cambiato denominazione in Terrasini Mundi, è da qui che è nata proprio la squadra ospite di oggi, che così rappresenta la cittadina di Terrasini nel Palermitano, nel campionato di promozione. Terrasini che ha altre 2 squadre, la Renzolo Piccolo che ha una decina di anni in più di vita, che milita in prima categoria, e poi quello che è oggi l'FC Terrasini, ovvero il Terrasini rossonero, rinato dopo l'inattività di quello che era il Terrasini Paese di Mare. Il campionato sarà comunque lo stesso, quello di terza categoria, nella provincia di Palermo. Va a terra Viviano, fallo fischiato dall'arbitro, calcio di punizione. Gemini invece che
ha una storia che parte dalla seconda metà dello scorso millennio. Si chiamava prima San Giovanni Gemini la squadra, proprio riprendendo in totale il nome del comune. Poi dal 2015 la rinascita sotto il nome di Gemini e basta. Più semplice, più immediato. Si cerca Stassi, c'è Zammitti, la rinvia lungo, la prende Mirko Demiere, o comunque la lascia scorrere per prendersi lui, la rimessa dal fondo. Ancora Zammitti a rispondere, colpo di testa di Davide Cusimano, smanaccia Viviano, in agguato a smanacciare ovviamente Demiere per prenderselo. Adesso Batayev, passaggio dello svedese per Stassi, la prende Ovuso a centrocampo, pressato molto da Bargione. Ancora Batayev, il passaggio però arriva nella zona di Cristian Colombo. Ancora Cristian Colombo a lottare, in anticipo ancora Batayev. Oggi titolare anche lui nello scacchiere di Ancona. Vincenzo Reina, l'apertura di Stassi, Forconi riesce ad allargare nella zona di Licata, mette in avanti, c'è prima però Matteo Imperato vicino alla bandierina del calcio d'angolo, deviazione che favorisce Licata al cross ma viene respinta, allora rimessa laterale. In realtà è calcio d'angolo. Allora tiro dalla bandierina per il Gemini, batte Licata. Un po' di movimento in area, pallone alto di testa, non ci arriva Stassi. È rimessa alla fine per il Terrasini Mundi. Bravo G, buona G, bravo. Sale il Gemini, dovrebbe provare a spingere sempre di più. Stassi sponda, Batayev, non c'è rigore, non c'è il fallo di Santa Guida, tutto ok per l'arbitro che era lì. Si continua a giocare con Batayev che ha avuto la chance per tirare da buonissima posizione, un contatto al limite, per l'arbitro non c'è stato nulla. Confermato il 4-3-3 per il Terrasini Mundi, con Russo a destra, Di Maria a sinistra. La coppia di centrali è composta da Matteo Imperato e Zammitti. Centrocampo il play, o comunque il trequartista, più trequartista Bargione, con a centrocampo Santa Guida verso la zona di destra e Cristian Colombo verso la zona di sinistra.
Quindi Bargione sulla tre quarti, in proiezione offensiva, Viviano a destra. La punta la fa Davide Cusimano. E Cimarelli a stare in difesa. Ovviamente Mangiapane, Batayev se la alza da solo, buon lavoro il suo, pallone profondità, colpo di testa, Stassi, serie di rimbalzi, il tiro di Stassi, intervento fondamentale. Il pallone era molto lento, si stava avvicinando sempre di più verso la porta. Ci ha pensato alla fine Russo. Ancora Owusu. E allora il Terrasimundi risponde, si cerca il varco per Viviano. Alla fine si gira Davide Cusimano, va con il sinistro, è facile per Demiere. Bravo Gio, bravo Gio. E qualcosa? Ancora il Gemini, Stassi, la parata di Di Maggio, insiste Forconi. E adesso il Gemini inizia a creare sempre di più, specialmente con il proprio bomber Giorgio Stassi. L'anno scorso ha trascinato il Bagheria in eccellenza. In estate è stato chiamato dal Gemini per fare la stessa cosa. Cross di Licata, secondo palo, intervento un po' così di Russo, poi cerca di levarla via Zammitti, non esce fuori, allora si continua. Owusu, cross di testa, allontana Santa Guida, ma è trattenuta a Bargione, lui resiste, il lancio è verso Viviano, troppo per l'ex Renzolo Piccolo. Allora rimessa dal fondo per Demiere. Bella palla Facu, bravo Facu, giusto, giusto. Bella palla. Lanciato ancora una volta Viviano, duello con Mangiapane, Viviano cade in aria, anche in questo caso nulla, è semplicemente caduto. È chiaro che il Terrasimundi vuole conquistare un calcio di rigore anche il più presto possibile per mettere un po' in soggezione il Gemini, nettamente favorito per questa sfida. Situazione in classifica che favorisce di gran lunga i biancorossi, con la vetta del girone A di promozione siciliana abbastanza densa. Dopo le prime 5 giornate FC Alcamo e Sport Palermo prime a 12 punti, seguono Aragona e Gemini a 11. È il Fulgatore a occupare la quinta posizione
a 9 punti. Questa è la zona promozione playoff. Terrasini Mundi che ancora cerca il primo successo in campionato, 2 pareggi e 3 sconfitte, quindi 2 punti. Per adesso è zona play-out, penultimo posto, con dietro soltanto il Città di Casteldaccio a 0, davanti c'è il Casteltermini a 3. Il campionato ovviamente è ancora lungo, soprattutto rispetto agli anni scorsi, come accennavamo, ci sono più squadre. Di Maria in mezzo, di testa, il Gemini allontana e chiude. Oggi è proprio l'ex Parmonval Giovanni Di Maria a fare il capitano, data l'assenza di Vito Cusimano. C'è il fratello Davide in campo, l'alzata da parte di Davide Cusimano, abbondantemente fuori. Dimostra di esserci comunque il Terrasini Mundi. Cristian Colombo sbaglia il passaggio, allora Ovusu appena servito da Reina. Apertura Celicata, lo va ad inseguire Matteo Imperato, di testa Viviano, chiude fuori. La rimessa di Mangiapane a scambiare con Reina, ancora Mangiapane. Reina, lancio lungo, l'appoggio che non è riuscito. Mormino, apertura dall'altro lato con Cristian Colombo, c'è il cross di controbalzo direttamente per strada. Questo pallone Giustasi, fallo da parte di Cimarelli. Rimessa laterale, sale il Gemini. Arbitro a vedere una situazione a bordo campo e c'è il primo cambio per il Terrasini Mundi. Esce Cristian Colombo. Al suo posto Coppa. Rimessa lunga, Mangiapane, Ovusu sponda, poi il colpo in area piccola di Mormino. Vuole il calcio d'angolo il Gemini.
c'è nulla per occhi pinti di Enna. Lancio profondo, avanza il Terrasini Mundi con Davide Cusimano, tacco per il nuovo entrato Coppa in fuorigioco. Saiter, Reina, la butta di là, intercetta Coppa, colpo di testa di Russo, altra risposta, adesso la prende Batayev, si fa vedere Forconi, di testa ancora Russo, pallone alzato, non riesce a colpirla Davide Cusimano, ancora Batayev da capo verso Lautaro Saiter. Reina, nuovo lancio, stavolta verso Stassi, ancora Russo, Coppa non passa per la presenza di Batayev, Russo la butta fuori, messa Gemini, Ovuso di prima il lancio lungo, stava arrivando a Forconi, nulla da fare, che con Stassi scavalcato dal pallone, lanciato Davide Cusimano in posizione di fuorigioco, anche lui ex Renzo lo piccolo Terrasini, lo scorso anno in promozione, poi è passato al Cinisi in prima categoria, in estate il ritorno a Terrasini, così come suo fratello Vito. Di Maggio di testa Mangiapane, Licata era uscita, il pallone di Forconi dietro per Mangiapane, di testa Stassi non la prende, a terra ci finisce Santa Guida, si continua però, Batayev non passa con Russo, ancora Batayev si infila in aria, cade, ancora nulla per l'arbitro. Soltanto che si deve andare a soccorrere Attilio Santaguida, che ha ricevuto un colpo vicino alla bocca. Se si riceve da quelle parti un po' dura, perché si rischia di avere anche la sabbia, sicuramente non è una cosa bellissima, o comunque la terra del campo. Di Maggio, rinvio un po' da dimenticare, a centrocampo lo scontro che permette al Gemini di conquistare un calcio di punizione. Battuta già la punizione, nessun controllo, e allora Viviano lascia tutto a Di Maria. Bargione, apertura verso Coppa, trattenuta da parte di Veca, nessun fallo per l'arbitro, è tutto a posto. Licata sterza, si fa vedere Forconi, l'unico a non avere il cognome sulle spalle, sulla maglia.
Avanza Viviano, traversone in mezzo, Seiter un po' incerto il suo rinvio, va a recuperare tutto il Terrasini Mundi con questo passaggio lungo di Matteo Imperato, passaggio sì perché voleva mettere l'assist per Davide Cusimano, soltanto che i due compagni non si sono capiti. Ovuso, Batayev accusa un colpo proprio nel momento in cui va ad inseguire il pallone. Si tocca la gamba destra, il classe 2004. Tanto il Gemini ne approfitta per confrontarsi, parlano Demiere assieme al reparto difensivo composto da Mangiapane, Reina e Seiter, soprattutto Mangiapane, l'esperto qual è, soprattutto in questo campo, a dare le direttive principali. Batayev si è rialzato, prova a fare un po' di passi, piccola corsetta, adesso si aspetterà il suo rientro in campo che arriva in questo momento. Sorpassata la mezz'ora, sempre 0-0 al Nino Lobue. Gemini che fa la partita, anche se il Terrasini Mundi non è proprio assente. Cerca di costruire per lo più in ripartenza la squadra ospite. Chiusura di Russo, che sta avendo molto a che fare con gli avversari lungo la sua fascia destra. Rimessa a Gemini, sarà lunga, infatti tutti si allontanano alla speranza di colpire in area, non ci può arrivare Ovusu, Forconi ci prova lui, pallone spazzato, Davide Cusimano rinuncia all'inseguimento. E occhio perché c'è un altro cambio, stavolta per il Gemini. Entra Muratore, non ce la fa Batayev allora. Cambio a centrocampo, dentro Gianluca Muratore, tra i titolari del Gemini. Oggi chance dal primo per Batayev, sfortunata con l'uscita dal campo per infortunio. Allora un cambio per parte, poco fa Muratore per il Gemini è entrato Terrasini Mundi che sta facendo giocare da un po' Coppa, che ha preso il posto di Cristian Colombo. Con Viviano che è passato a sinistra, Coppa fa l'esterno offensivo a destra nel 4-2-3-1 del Terrasini Mundi. Squadra che ha giocato così anche nelle precedenti partite con la gestione di Totò Tedesco, o comunque con qualche leggera variazione. Licata, va il cross, errato.
Arriva comunque diverso incoraggiamento per l'esterno, classe 2008. Fiducia e non poca per lui anche nella scorsa stagione, sempre con Ancona in panchina. Questo è il suo secondo anno in promozione. Ancona che guidò il Gemini nella sua rinascita, quindi in terza e in seconda categoria una decina di anni fa. Nell'estate del 2024 il ritorno in palcoscenici più importanti. Occhio a Bargione che si infila verso la zona mancina, poi prova il destro a giro, murato subito o quasi, va via Forconi verso Mormino, prima arriva Cimarelli, l'anticipo con una serie di colpi di testa, anche rischiandosi di farsi male. Pallone perso Viviano, ma è tutto fermo per fuorigioco. Bisogna andare a vedere un po' le conseguenze di ciò che è successo a centrocampo con Deca che si è fatto male. Viviano ce la fa a prenderla? No, è uscita. Rimessa già battuta per il Gemini. Forconi lascia lì, adesso il pallone è di Owusu, sponda in profondità, il rinvio di Di Maggio finisce in rimessa laterale. Mangiapane batte la rimessa, pallone agganciato da Mormino, si torna dietro, ancora Mangiapane, dribbling, ma un po' dietro, poi serve Reino. Forconi prova a girarsi Mormino, recupera il Terrasini Mundi con Bargione che tenta la giocata, Owusu d'esterno, il lancio verso Vecca che si trova in posizione irregolare. Per quanto riguarda invece le altre partite, che si stanno giocando, ci sono in programma Oratorio Marineo Camporeale, Margheritese Città di Casteldaccia, FC Alcamo Casteltermini, Aragona Atletico Partinico, Fulgatore Mazzara, Sport Palermo Salemi e Valderice Aspra. Con le gare di Alcamo, Aragona, Fulgatore, Sport Palermo e Valderice che sono iniziate alle ore 15, quindi non molti minuti fa. Bargione evita un avversario, il cross in mezzo, Stassi leva via, Mormino è da solo, può avanzare in libertà contro tutta la difesa avversaria, allontana alla fine Santa Guida. Si
Si sta giocando anche il recupero dell'8º di ritorno della Coppa Italia di Eccellenza Siciliana. In campo Marsala e Castellammare, parziale sul 2-0. Hanno segnato D'Ancora e Miliziano. Punteggio totale sul 3-1. Si aspetta da questa partita l'ultima qualificata per i quarti. Invece per quanto riguarda la Coppa Italia di promozione, l'appuntamento con il secondo turno è fissato a settimana prossima, il prossimo mercoledì. Qui ci prova Davide Cusimano, molto sbilanciato, molto largo rispetto alla porta, così come il suo tiro. Niente da fare. Per il riferimento offensivo del Terrasini Mundi. Che nelle proprie partite casalinghe questa è una maglia bianca-azzurra. Oggi con la maglia da trasferta. Fallo su Matteo Imperato. Arbitro che ancora non ha estratto cartellini gialli nel corso di questa partita. Zammitti con calma va da Russo, pallone profondo, anche largo, verso Davide Cusimano. Infatti i due parlano, Cusimano e Russo. Seiter. Largo nella zona di Forconi, ma anche del nuovo entrato Muratore. Ovusu deve metterla giù, ci riesce. Con il pressing di Coppa, colpo di testa all'indietro di Veica, che adesso sale, se la allunga, fallo, sì. Il calcio di punizione per il Gemini, l'intervento di Luca Cimarelli. Allora Seiter, Ovuso tra le linee, il passaggio per Forconi, perde l'equilibrio, poi riesce ad allargare nella zona delicata, il cross in mezzo di Maggio ad anticipare Stassi e Mormino. E anche i soliti inserimenti di Simone Veca, che va volentieri in proiezione offensiva. A terra Russo, si rialza immediatamente. Tanto vi informiamo che colui che dovrà allenare il Terrasini Mundi, ovvero Giuseppe Stagno, sta dando indicazioni dal settore ospiti della Nino Lobue. Lui ex Panormus nel settore giovanile da allenatore.
Punizione, Terrasini Mundi batte Zammetti di testa, il colpo di Muratore, adesso Stassi protegge, pallone di Owusu, fa scorrere con Forconi che ha provato a prendersela, allora si ritorna da Demiere. 6 terra, cerca una soluzione sventagliata, non molto bella per trovare Licata, ed è rimesso Terrasini Mundi. Il recupero di Matteo Imperato, duello con Forconi Di Maria, il pallone va avanti per Davide Cusimano, ancora una volta in fuorigioco, provate il pallonetto ma tutto fermo. Ci saranno dei minuti di recupero, ancora nessuna segnalazione dell'arbitro. Su questo punto di vista qui c'è una punizione per il Gemini conquistata da Becca. E occhio perché Reina si è fatto male, viene chiesto il cambio. Zoppica Vincenzo Reina. Pronto ad entrare Luca Antona. Secondo cambio per il Gemini. Biancorossi che perdono pezzi. Dolore all'interno coscia sinistra per Reina. Ghiaccio per lui. Tanto c'è una punizione. Colpo di testa provato da Forconi, non vede più il pallone. Viene buttato in fallo laterale. Anche Antona è un titolare di questa squadra. E anche un giocatore del Terrasini Mundi finisce a terra. E anche il campo in terra battuta che provoca queste interruzioni, gli ipotetici stop, gli infortuni. A terra c'è finito Davide Cusimano. E anche per il Terrasini Mundi ci sarà il cambio forzato. Allora spazio per Daniel Longo. Reduce da un infortunio. Chiamato a lottare proprio adesso, recupera il pallone, viene mandato giù senza fallo da Owusu. Lancio profondo, occhio a Stassi, al volo! Fuori! Occasione Gemini con Giorgio Stassi, ancora una volta. Partita che stava prendendo una piega rilassata dal punto di vista delle chance verso le porte avversarie, soprattutto per il Gemini, che adesso spinge ancora con Muratore. Matteo Imperato ferma l'azione. Qui finisce il primo tempo, 0-0 tra Gemini e Terrasini Mundi.
Gemini che ha provato a sbloccarla diverse volte. Già, però ci sono state 2 sostituzioni per parte per infortunio Terosimudi, che per adesso sta resistendo ai colpi dei biancorossi. Noi ci prendiamo una pausa, poi torniamo in diretta dal Nilo Novue per la ripresa. Ha fatto la sua partita, ci ha colpiti nel sonno, perché quando prendi ancora 1 minuto e 40 secondi, così come è successo la domenica scorsa, solo la domenica scorsa siamo riusciti a ribaltare, questa volta insomma, abbiamo subito l'onta di qualità che ha indicata nelle varie zone del campo, quindi anche il secondo gol insomma, un po' fortunoso per via di un fattore del nostro portiere, ma ripeto, non ho nulla da togliere ai meriti del Licata. Potevamo entrare in partita con il calcio di rigore che insomma, non è entrato, ma fa parte anche questo del gioco, quindi siamo rientrati in partita troppo tardi, quando già le situazioni si erano un po' stabilite a favore delicata, però va bene così, dobbiamo rimboccarci le maniche, dobbiamo capire sempre che insomma, siamo una squadra che deve lottare, deve conquistare metro dopo metro, non dando mai all'avversario la possibilità, specie come quello di oggi, a cui non va dato assolutamente nessun tipo di vantaggio. Avete aperto una pagina importante del calcio siciliano, non solo, perché ora è stata una squadra che credo che abbia dettato, insomma, abbia cambiato anche il modo di vedere il calcio, con Zeman prima, poi con gli allenatori fino a Papadopoulos. Successivamente poi la scalata fino alla Serie B credo sia stata la giusta consacrazione per un ciclo che credo sia irripetibile. Poi personalmente devo dire che ho avuto l'onore e la fortuna di giocare l'ultimo anno in cui Ligata stava ai professionisti un derby l'1 maggio del 94, nel quale ero in campo con Enzo Campanella, con Mimmo Giacomaro, dall'altra parte del Ligata c'erano insomma Zangara e Gonzaga, Pippetto Romano, insomma diciamo c'era mezza squadra di quel blasone a cui facevo riferimento, che ripeto rimane unica, rimane un punto di riferimento sicuramente che ancora stentano le società a imitare, perché quello che ha fatto Zeman, quello che è successo qui a Ligata, insomma può accadere ovunque. Zeman poi l'ha fatto a Foggia, poi insomma nelle grandi società non ha potuto ripetere queste cose, però ripeto il sistema calcio a quei livelli ha altre leggi, altre situazioni, però rimane questo fantastico ciclo di cui Enzo è stato uno degli artefici. Non so dove finiscono i nostri demeriti, iniziano i meriti Ligata e viceversa, nel senso che c'è un filo sottile che fa da spartiacque, quello che dopo il gol da 1 minuto e 40 secondi, ripeto, quello ti taglia le gambe, anche perché ti fa saltare un piano gara che per noi, ripeto, io fino alla fine ho giocato con 4 attaccanti, quindi non sono venuto qua per difendermi, per difendere poi cosa, perché se ti difendi una squadra come Ligata ti rintanano nella tua metà campo e rischi di... Dovevamo tenere un po' più duro, cercare di non subire così come abbiamo subito quel passivo di 2 reti, ma ti ripeto, fa parte del calcio e poi potevamo, come ho detto poc'anzi, riprendere la gara. Vedo, i ragazzi hanno dato tutto, hanno dato tutto quello che potevano dare. E naturalmente poi di fronte abbiamo un avversario di elevata caratura e quindi con questo bisogna fare i conti. Ripeto, non averla aperta al primo tempo è stato un peccato, perché abbiamo assistito a una bella partita, ma tutto sommato, ripeto, non credo che il pubblico si stia annoiato. Poi insomma che noi non siamo molto contenti, questo è ovvio, il risultato ne testimonia. Non dobbiamo mai abbassare la guardia, non dobbiamo mai tirare remi in barca, ma qualsiasi sia il risultato. Naturalmente, ripeto, venire qua dopo neppure 2 minuti andare sotto è difficile poi riprendere il battono della matassa, ripeto. Poi ci abbiamo tentato, Cristian ha mucciato, ci aveva tentato anche nel primo tempo, il rigore, come ha detto, poteva cambiare su tutta la partita. Ripeto, dobbiamo lavorare per essere sempre squadra, per essere sempre sul pezzo e capire che dal sacrificio, dalla lotta di ogni centimetro, io parlo sempre dei primi 5 centimetri e degli ultimi 6 secondi che sono fondamentali per ogni sport, ma nel calcio in particolar modo, perché arrivi prima dell'avversario e finisci dopo di lui. La mistretta veniva da un periodo nel quale aveva recuperato qualche piccolo acciacco, probabilmente oggi insomma, c'è stata una brusca frenata, una caduta, ricaduta, non saprei come definirla, perché poi fondamentalmente stretto i denti domenica scorsa, in settimana abbiamo tentato di recuperarlo nel migliore dei modi.
pazienza, in settimana cercheremo di recuperare un po' tutti, anche 111 ha avuto un risentimento muscolare. Ripeto, finora ci era capitato ben poco sotto questo punto di vista, dobbiamo prenderne nota. La fatica, il viaggio sicuramente sono cose che, la tensione, sono cose che pesano nell'economia psicomotoria di un calciatore, quindi questo credo che ne faccia parte per quanto riguarda 111. Quanto riguarda Mistretta valuteremo le sue condizioni, speriamo che possa riprendersi quanto prima. Terminata con il risultato di 2-2 la prima sfida in campionato in casa per il Mister Palermo, seguito con il Mister Cappello che salutiamo. Salve a voi. E chiediamo subito, Mister, un pareggio arrivato agli ultimi 20 secondi, c'è un po' di rammarico? Ma guarda, queste partite si possono anche perdere perché non è stata una prestazione oggi ottima, eravamo un po' sottotono, quindi quando ci mette un po' anche la sfiga, perché potevamo fare il 3-1, abbiamo preso un palo a 35 secondi o 40 alla fine e poi prendiamo il 2-2. Questo sport è anche bello per questo, quindi, ma non abbiamo fatto comunque una buona partita, quindi mi tengo, diciamo, stretto il punto perché potevamo anche perdere oggi, quindi va bene un punto, ma la prestazione è da rivedere indubbiamente. Dopo il pareggio degli ultimi 30 secondi, poi a 15 secondi alla fine, un'altra ghiotta occasione per gli avversari per vincere la partita con un brutto tiro di Martino. Cosa ha pensato in quel momento? Quello che ti ho detto poc'anzi, che queste partite si possono anche perdere quando giochi così male, quando la palla comunque non vuole entrare. Abbiamo creato tante occasioni, ma non abbiamo mai sfruttato l'occasione che abbiamo avuto. Loro comunque sono stati una buonissima squadra in fase difensiva, difendevano bene, ripartivano in contropiede, è una squadra molto organizzata che oggi ci ha dato tanto filo da torcere, quindi merito anche degli avversari se quest'oggi ci siamo portati un punto noi e un punto loro, quindi i complimenti vanno anche a loro. Abbiamo visto un primo tempo sottotono, un secondo tempo invece decisamente migliore. Cosa ha detto all'intervallo ai suoi ragazzi? Ma detto in maniera pura mi sono proprio incazzato perché abbiamo fatto un bruttissimo primo tempo nell'atteggiamento, quindi ovviamente a fine primo tempo ho dovuto alzare un po' la voce perché eravamo troppo spenti, quindi il secondo tempo siamo entrati un po' meglio, però diciamo che la squadra vista oggi non è quella delle ultime giornate, nelle ultime uscite, quindi c'è qualcosa da rivedere, dobbiamo un pochettino rivedere alcune situazioni, forse eravamo un pochettino scarichi mentalmente, dobbiamo vedere di lavorare perché è un gruppo giovane, quindi ci sa anche fare queste prestazioni. Dunque lei parlava di pile scariche, quindi quanto è importante arrivare alla sosta prima della grande sfida contro l'Adrano per potersi anche farsi un pizzico riposare in campionato? Serve per ricaricare un po' le batterie, anche se non abbiamo giocato in maniera continua perché ci sono state anche delle soste dopo la Coppa Divisione. Adesso c'è un'altra sosta, poi ci aspetta Adrano e dobbiamo un pochettino fare un po' anche un bagno di umiltà, perché forse ci siamo sentiti troppo belli in queste partite che abbiamo affrontato, quindi dobbiamo un po' rimanere con i piedi per terra e capire che quest'anno sarà dura e come vedete una partita di questa dove magari la vuoi vincere in casa con la Gallinese, poi ti porti un punto e è andata anche bene perché potevamo perderla anche alla fine, quindi dobbiamo fare un po' bagno di umiltà. Un pensiero sull'Adrano? L'Adrano quest'anno ha alzato un po' l'asticella, ha preso giocatori di categoria, quindi poi conosco molto bene Carmelo Sgoi che ci tiene a fare bene ogni anno, quindi è un gruppo anche loro giovane, quindi è una squadra che secondo me può puntare a vincere il campionato. Giuseppe Mione, sembrava che anche oggi la legge del Matranga stesse per concretizzarsi, alla fine la zampata di un campione, possiamo dirlo come Arken, vi ha negato la gioia della vittoria e di un'altra settimana in testa alla classifica. Sì, però non toglie niente alla nostra prestazione che sarà buona di fronte a una squadra veramente super attrezzata, una squadra forte. Certo eravamo contenti se la portavamo a casa, avevamo fatto una grandissima prestazione difensiva, però penso che tutto sommato il pareggio è il risultato giusto che ci può stare. È un pareggio frutto anche della vostra capacità di fare, come dicevo anche durante la diretta, blocco negli ultimi 30 metri, anche nella fase finale del primo tempo, quando è arrivato intanto il palo subito dopo il gol, poi c'è stato anche il palo di Tempesta. È tornata quella capacità da parte del Castellammare che si era vista 2 stagioni fa di compattarsi attorno a quelle figure chiave che sono Adamo, Caronia, Messina. Sì, esatto, quello che facciamo è chiaramente l'assenza di Malik non ci consente di avere un certo tipo di ripartenza, però ho detto ai ragazzi facciamo quello che sappiamo fare, facciamolo bene, il gol può arrivare su situazioni anche diverse, così è stato. E poi è la nostra caratteristica, ci sappiamo difendere bene, l'abbiamo fatto benissimo fino all'ultimo. È chiaro che poi un po' di energia ci è mancata, loro fanno cambi e mettono persone in panchina, insomma, come questo attaccante imponente, per cui diventa anche difficile mantenere l'energia fino all'ultimo minuto.
ci avevamo quasi fatto, credo mancassero 5 minuti alla fine, però non ho niente da rimproverare, sono soltanto contento dei ragazzi oggi. Ecco, so che agli allenatori non piace parlare dei soggetti, dei giocatori individuali, ma la domanda te la faccio lo stesso. Oggi partita, a mio parere, eccellente da parte di Tempesta, a livello anche di qualità nel tenere anche la palla lontano. È quel giocatore che ti sta dando forse quel pizzico di qualità in più che magari viene meno in Messina, che fa magari un lavoro invece un po' più sporco, anche spalle alla porta da punta. Assolutamente sì, e Tempesta ha avuto un impatto così e ora finalmente da 2 o 3 settimane si è calato in quello che deve fare a Castellammare, se lo fa con grande energia e correndo e sacrificandosi, poi la qualità sua è almeno di un'altra categoria, questo non si discute, ma per fare venire fuori la qualità bisogna prima mettersi bene, correre, mettersi a disposizione, sacrificarsi. Finalmente lo sta facendo e credo che prenda anche le soddisfazioni. È iniziato il secondo tempo di Gemini Terrasini Mundi, sesta giornata del girone A di promozione siciliana. Siamo sempre sullo 0-0 con il Gemini che fa la partita, ha creato occasioni, non è però riuscito a sbloccarla. Seriamente però Di Maggio non è stato mai impegnato in maniera seria. Terrasini Mundi però quando riparte potrebbe far male, non ci è riuscito totalmente per posizioni irregolari in fuorigioco. Qui il Gemini prova ancora a spingere, li cade in mezzo verso Mormino, arriva Veca davanti Di Maggio che poi si prende il pallone, occasione, un'altra per i biancorossi che hanno dovuto fare a meno nel primo tempo di Batayev e Reina, usciti per infortunio. 2 cambi anche per il Terrasini Mundi, sono usciti Christian Colombo e quindi cambiamenti con il Gemini in tenuta biancorossa che spinge ancora Mormino, stavolta basso per Di Maggio. Gemini che è partito con il 3-5-2, Teniere in porta, Mangiapane, Reina e Seiter in difesa, centrocampo Vecca, Batayev, Vusu, Porconi e Licata, in attacco Stassi e Mormino. Altro cross proprio per la testa di Stassi, centrale per Di Maggio che difende i pali del Terrasini Mundi. 4-2-3-1 per gli ospiti, con Russo, Cimarelli, Zammitti e Di Maria in difesa, a centrocampo Santa Guida e Matteo Imperato, Bargione sulla tre quarti con Viviano a destra e Christian Colombo a sinistra. L'unica punta è Davide Cusimano. Questo
team ospite, oggi gestito in panchina dal dirigente Emanuele Malinconico e il vicepresidente Salvo Algozzino, in attesa del tesseramento del nuovo allenatore Giuseppe Stagno, che sta seguendo la partita dal settore ospiti del Nino Lobue. Da capire se ci sarà modo per il debutto domenica alla 7ª di campionato. Quando il Terrasini Mundi tornerà al Favazza di Terrasini contro l'Aragona. Gemini invece che avrà la trasferta di Salemi nel Trapanese. A terra Russo, protagonista di tanti contrasti, anche di tante chiusure lungo la sua fascia di destra. Per chiudere un attimo il cerchio con i cambi che ci sono stati, nel Gemini sono entrati Muratore e Antona al posto di Batayev e Reina. Mentre nel Terrasini Mundi sono entrati Coppa e Longo. Al posto rispettivamente di Cristian Colombo e Viviano. Tanto nel settore ospiti vi segnaliamo anche una rappresentanza dei giocatori del Camarat, squadra che gioca a pochi chilometri da qui a Camarata, praticamente attaccata a San Giovanni Gemini. C'è per esempio il centrocampista Kevin Guadalupo tra gli altri. Ovuso porta palla in contrasto Santa Guida, c'è Muratore, capisce tutto Russo, ancora Muratore, la propone però per gli avversari. Allora il Terrasini Mundi con Bargione, il lancio profondo verso Coppa, svirgola, mangia pane, Seiter ci pensa lui ad allontanarla ma non di moltissimo. Comunque Santa Guida viene fermato, lotta Stasi, duello con Zammitti, riesce ad allargare Muratore, allora pallone per Licata, proposta un po' così. Forconi, largo da Licata, vede il movimento di Forconi, c'è Zammitti in copertura, cross in mezzo, subito fuori e non verso il centro dell'area. Come accennavamo nel primo tempo, non c'è soltanto il turno infrasettimanale per quanto riguarda i gironi A e B di promozione siciliana, c'è anche il recupero dell'8º di ritorno della Coppa Italia di eccellenza, con il Marsala che ha segnato il terzo gol contro il Castellammare con pace. Dunque Marsala 3, Castellammare 0. Speriamo invece di darvi i finali delle partite delle ore 14:30. Ce ne sono altre due, tutte le altre sono iniziate alle ore 15. Questo perché dallo scorso weekend l'orario
ufficiale delle partite organizzate dalla LND Sicilia è scalato per le ore 14:30, quindi un'ora prima rispetto alle 15:30 di inizio stagione. È ovvio che poi ogni società ha modo di fare la propria richiesta di anticipare o posticipare. Il Gemini, per esempio, non ha optato per questa scelta. Licata non passa perché c'è Matteo Imperato. Infine la chiusura. Lanciato il Terrasini Mundi con Longo, in scivolata anche De Miere, calcio di rigore, fallo di De Miere che è entrato in scivolata sul nuovo entrato Daniel Longo, e allora il Terrasini Mundi avrà l'opportunità per sbloccarla. Squadra ospite che ha lottato nel primo tempo, ha cercato di sfruttare le proprie chance grazie alle ripartenze. Adesso si va a prendere il calcio di rigore, il fallo di De Miere, ma De Miere è uno specialista nel pararli, chissà se si metterà in evidenza tra poco. È stato fondamentale per il percorso nella Coppa Italia di categoria l'anno scorso. Poi in semifinale l'ha calciato lui un rigore e l'ha sbagliato, paradosso. Batte proprio Longo, segna per l'1-0 del Terrasini Mundi, il gol da subentrato. Si riscatta così dall'infortunio, rabbiosa esultanza di Daniel Longo, che si riprende ciò che non ha avuto in questo inizio di stagione. Il gol di Daniel Longo. E Gemini che sarà costretto a inseguire. Cambi. Entra Colley. Esce Mormino. Ha segnato anche il Castellammare in Coppa Italia di eccellenza, il gol di Noto, Marsella 3, Castellammare 1, punteggio totale sul 4-2, retropassaggio pericoloso, pallone raccolto da Di Maggio. Di testa Becca, è entrato anche Marrone. Nel Gemini Marrone si accentra, vorrebbe lasciare tutto a Muratore, ma è molto chiuso. Licata, Muratore, scontro, ma è sempre il Gemini ad averla. È uscito Forconi per dar spazio a Marrone. Ancona che è salito a 4 cambi effettuati. Ancora 2 quelli del Terrasini Mundi. A disposizione ancora ci sono per il Gemini 6 Imbeni per la porta e poi Schifano, Padre Nostro, Muni e Lio. Per il Terrasini Mundi invece la Fata per la porta, poi Loverso, Salvo Colombo, Simone Imperato, Groppuso, Pontidoro e Pumo.
Mangiapane verso Marrone. Il passaggio verso Licata, che ha un po' frenato la corsa, vorrebbe la rimessa dal fondo. Il Terrasini Mundi la ottiene. C'è un cambio e invece no, perché alla fine Di Maggio è andato al rilancio, gioco che si ferma nuovamente, si va con il cambio. Entra Loverso, esce Matteo Imperato, cambia centrocampo per il Terrasini Mundi. Nessun fallo di mano, si continua. Stassi verso Marrone, pallone adesso di Ovuso, gira tutto da Licata, pallone morbido in mezzo, Colley, invece no, Stassi alto, fuori gioco. Occasione Gemini, anche se poi l'arbitro ha fermato tutto, con il portiere del Terrasini Mundi a terra. Anche nella scorsa partita il Gemini è stato in svantaggio, subendo il gol a 5 minuti dalla fine dall'Atletico Partinico in trasferta, poi il pareggio di Veca al 96esimo, il sesto di recupero. Sbaglia il passaggio a Colley, Veca la lascia rimbalzare, adesso Ovuso, Lautaro Seiter lotta ancora, vince anche il rimpallo l'argentino. Mangiapane corto verso Antona, che ormai sta facendo il centralissimo nella difesa a 3. L'anno scorso faceva il braccetto al Regina Mundi a destra, nonostante la presenza di Mangiapane in campo, ma anche di Messineo quando c'è stata l'opportunità nelle scorse partite. Ancora Luca Antona, lo scambio con Ovusu, poi il traversone di testa Russo, lotta Colley assieme a Zammitti e Coppa. Gemini che ha a disposizione poco meno di mezz'ora, poi ci sarà il recupero. Oggi gruppo organizzato di tifosi assente per via della giornata di mercoledì. Ovusu non può calciare il suo cross verso Licata che si era inserito in area. Bargione, gamba tesa e fallo.
Era comunque uscito Davide Cusimano nel Terrasini Mundi, non Viviano, con Viviano regolarmente in campo per far entrare Daniel Longo. Spazio per il tiro al volo da parte di Loverso, classe 2006, tra i subentrati, e tra poco ci sarà un nuovo cambio per il Gemini. Ultime indicazioni per Mattia Lio. Pecca. Cade Marrone, calcio di punizione conquistato dall'ex Camarat, lui che è tornato a San Giovanni Gemini quest'estate dopo il salto in biancazzurro in eccellenza con il Camarat. A San Giovanni Gemini all'inizio della scorsa stagione. Batte Colley col mancino in mezzo, di testa lontana Santa Guida, è ancora buona Antona, però la lascia scorrere. Rimessa per i biancorossi, pallone in mezzo, Muratore, cross, si coordina Marrone, pallone che poi arriva nella zona di Obuso in fuorigioco. Eccolo qui il cambio per il Gemini, esce Seiter, al suo posto Lio. Un altro dei più amati dalla tifoseria del Gemini, Mattia Lio. Così Ancona esaurisce i cambi. Ospiti che ne hanno altri 2 a disposizione. Gemini che è passato a 4 in difesa con Antona e Mangiapane centrali. Pallone dietro, Vecchia in mezzo, proprio verso Lio. Poi va a spazzare Loverso. Bargione. Controllo un po' dubbio di Muratore, ma tutto ok per l'arbitro. Allora avanti ancora il Gemini con Obusu, Marrone dietro, Lio destro, lisciato perché c'è l'anticipo dell'avversario. Stassi schiaccia su Di Maggio. Il rinvio dell'ex giovanili del Trapani. Lio, trattenuta che non c'è di Santa Guida, poi Lio allarga nella zona di Licata, cross in mezzo, Colley è in ritardo, la prende dall'altro lato, traversone, Santa Guida in scivolata, Muratore, basso, ancora Colley, c'è Lio, anticipato sul più bello, Obusu non può tirare, vuole crearsi lo spazio, c'è il fallo di Santa Guida, calcio di punizione per il Gemini, e questa è una mattonella molto interessante per i biancorossi. C'è il cambio pronto per il Terrasini Mundi, arbitro che deve dare un'occhiata al proprio assistente arbitrale. Terna di oggi composta da Ettore Occhipinti di Enna e lui l'arbitro. Gli assistenti sono Davide Chicchirillo e David Bartolotti, entrambi di Palermo. Barriera foltissima per il Terrasini Mundi, sono in 4. Si va con il cambio, ancora no. E invece sì, un po' a distanza.
dovrebbe uscire Bargione, infatti viene chiamato adesso a bordo campo. Fuori il trequartista degli ospiti, al suo posto entra Groppuso. In attesa di questo calcio di punizione per il Gemini. Sono sempre 4 in barriera, o Muratore o Mangiapane. Invece parte Mangiapane sulla barriera, di nuovo Mangiapane. Intervento importante di Di Maria. Ancora il Gemini, cross di Owusu verso Colley, quasi da punta centrale. Stassi si accentra, si crea lo spazio, è in lunetta, cade, altro calcio di punizione da posizione ancora più importante, ancora più vicina rispetto alla porta. Insiste il Gemini, come da aspettative dopo il calcio di rigore trasformato da Longo, che ha portato in vantaggio il Terrasini Mundi. C'è proprio Stassi a calciare. Adesso la barriera del Terrasini Mundi è ancora più folta, ce ne sono 5. Forse però un po' troppo vicina al punto di battuta di Giorgio Stassi. Continua a sistemarsi il Terrasini Mundi, si va così con Stassi a giro, il gol di Giorgio Stassi pareggia il Gemini direttamente su calcio di punizione. Giorgio Stassi, il bomber. Come se non fosse successo nulla, Stassi richiama i suoi tutti a centrocampo per lottare verso la rimonta. Adesso per il Terrasini Mundi non basta più chiudersi come prima, anche se un pareggio in questo campo sarebbe oro. Lanciato Marrone, mette giù, si libera dell'avversario, c'è Colley, si gira Marrone, cross in mezzo, nessun colpo di testa da dietro, il tiro un po' sporcato, sporcano tutti in realtà, con il Terrasini che leva via. Owusu non calcia, allarga invece per Marrone, area di rigore. Marrone se la porta verso il fondo, prova il cross in mezzo, ribattuto. Antona deve lottare contro Longo, c'è il fallo di Daniel Longo e allora Owusu porta lui palla, meno di 20, poi il recupero per il Gemini. Colley la manda via Russo, ancora Owusu, largo, l'anticipo di Di Maria, prova a scambiare ancora il Gemini in fascia senza riuscirci. Mangiapane regala tutto a Viviano, il passaggio per Longo che si trova in posizione di fuorigioco. Muratore, Colley, Veca, Marrone, chiede e riceve. Vedete il movimento di Veca, giocata intelligente, il cross in mezzo. Stassi fermato da Zammitti, Longo la serve però agli avversari, Lio non può controllarla, anche per il terreno di gioco un po' così, che viene calpestato sempre di più.
perciò incide sulla terra. Continua il Gemini e sarà così fino alla fine. Licata scatta, perde per un attimo il pallone, pressione di Di Maria, servizio dietro, Muratore riesce a ripassarla verso Licata per l'assistente arbitrale, il pallone è uscito. Ovuso, marrone di testa, la colpisce ma si fa anche male. Adesso Stassi, murato da Groppuso. A terra Santa Guida, semplicemente rimessa laterale per il Gemini già battuta. Ovuso dietro. Mangiapane chiede palla Colley largo. Al limite del fondo campo, infatti esce. Ovuso, largo verso Colley, se la allunga, ancora Colley in mezzo, doppio rimpallo, allontana Russo. Ovuso, tutto in difesa il Terrasini Mundi, il recupero da parte di Coppa, mette fuori Mangiapane, rimane a terra però Coppa. Punizione battuta per il Terrasini Mundi, Becca in anticipo. Ancora Becca in copertura, resiste fino all'ultimo. Palla al piede Antona. La rimessa è del Gemini, subito battuta da Marrone. Adesso Lio, Colley, Marrone si fa vedere con Lio che porta palla. Alla fine arriva tutto nella zona di Colley. Marrone in mezzo a due, pallone per Lio, da fermo il tiro di Mattia Lio, poco spazio. A terra Viviano, c'è calcio di punizione per il Terrasini Mundi che respira un attimo. Batte proprio Daniel Longo, l'autore del gol del momentaneo 0-1 su calcio di rigore. Tutti in area, la battuta di Longo, se la chiama De Miere, mette subito a correre i suoi, non molto bene. Allora Viviano prova il dribbling e va via Mangiapane,
mette Giulio Ovusu, marrone, controllo contro la pressione di Russo, pallone allargato, Licata, c'è il servizio in mezzo, secondo palo e l'autogol di Russo, 2-1 del Gemini, ma è tutto fermo per fuorigioco. Stassi era l'indiziato nel ricevere il pallone, ha partecipato all'azione ed è come se avesse toccato il pallone, anche se in realtà lo ha toccato Russo. Stassi appunto ha partecipato all'azione, quindi c'è la posizione di fuorigioco, poi il confronto con l'arbitro e alla fine viene dato il gol, 2-1. De Miere esulta in faccia a Longo. E 2-1 del Gemini, l'autogol di Salvo Russo. Diverbio con De Miere da una parte e Longo dall'altra. Gol inizialmente annullato al Gemini per la posizione di fuorigioco di Stasi, anche se non aveva toccato il pallone lui. Poi arbitro e assistente hanno cambiato idea e hanno dato il gol al Gemini. Dunque confermato l'autogol di Russo. Si parla a bordo campo, anche in tribuna tra le due tifoserie. C'è la munizione per Cimarelli per proteste. Primo giallo della partita. E tra poco si continuerà a giocare, si riprenderà a giocare, o meglio, arbitro che va ad ammonire qualcun altro nella panchina del Terracini Mundi. C'è un rosso. Ipotizziamo al dirigente Emanuele Malinconico, colui che ha fatto le veci di allenatore oggi, ha ammonito un'altra riserva del Terracini Mundi. Purtroppo non abbiamo modo di dirvi di chi si tratta. Anche perché non c'è stata la verifica con la casacca alzata, la girata di spalle per far vedere il numero di maglia. Cambio nel Terracini Mundi. Che arriverà tra poco. Anzi, arriva adesso. Esce Coppa, che era entrato nel primo tempo. Al suo posto è entrato Simone Imperato. Così anche il Terracini Mundi esaurisce i cambi.
dentro dunque l'attaccante classe 2008 per cercare di creare qualcosa dalle parti di De Miere in questo finale. Eccolo il primo pallone per Simone Imperato, se la allunga, scivolata Mangiapane. Adesso in panchina il Terrasini Mundi al suo vicepresidente Salvo Algozzino. Lanciato Marrone, va avanti il Gemini, il filtrante verso Colley, contro Di Maggio, Colley la mette in mezzo, il tiro di Stassi per il 3-1 del Gemini, che così la chiude definitivamente. Esultanza in gruppo per il Gemini, doppietta per Stassi, quarto gol del pomeriggio, il primo su azione che non sia un autogol. Gemini che scavalca l'incubo di perdere punti preziosi per la corsa alla promozione. Adesso la squadra di Ancona è sul 3-1. Colley non ci arriva. Simone Imperato subisce fallo da Mangiapane, l'arbitro dice al difensore del Gemini c'è stata la spinta. Adesso va a stabilire le giuste distanze con Lio che si allontana. Groppuso, largo per Di Maria. C'è un giallo? Sì. Per Lio. Poi te lo dico io di Punizione per il Terrasini Mundi. Cross in mezzo, allontana Ovusu, la riprende Groppuso. Adesso il pallone è di Longo. Nuova proposta di testa Antona. C'è stato però il fischio dell'arbitro. Pallone allargato verso Longo. Dietro Antona da De Miere.
Muratore, Ovuso, Veca, Antona, verso Marrone, questo servizio, copertura di Zammitti che ferma Mirko Marrone. Ancora Ovuso verso Stassi sul filo del fuorigioco e dentro la zona rossa. Rimane a terra il giocatore del Gemini coinvolto. Giocatore della doppietta che sta decidendo questa partita, Giorgio Stassi. Nel corso della scorsa stagione superati i 100 gol in carriera, destinato ad andare oltre, a proseguire nelle prossime annate. Si rialza Stassi, siamo dentro il tempo di recupero. Potrebbero darsi 4 minuti, ipotizziamo. Lancio profondo, Zammitti copre Stassi, lasciando correre l'attaccante del Gemini, lo stesso, consapevole della presa di Di Maggio, lanciato Simone Imperato, la prende De Miere. Giocatore, lotta Licata, la riprende però il Terracini Mundi, il cross ribattuto a Russo, la battuta dietro verso Di Maria, pallone di Zammitti, di testa Simone Imperato, colpo di testa all'indietro invece di Antona, c'è comunque fuori gioco. Muratore, e di nuovo del Gemini, il possesso non va Colley, Longo verso Cimarelli, la riprende ancora una volta il Gemini, ma il passaggio continua a essere sbagliato, deve uscire al più presto lo verso Simone Imperato, corre però dall'altra parte lo verso dietro da Di Maggio, ormai ultime battute di questa partita che si è aperta grazie al rigore trasformato da Longo, che qui si fa soffiare il pallone da Veca, la rimonta del Gemini
grazie alla doppietta di Stassi, il primo dei 2 gol su calcio di punizione. In mezzo a questi 2 gol l'autogol di Russo, inizialmente annullato per la partecipazione in fuorigioco di Stassi nell'azione, e poi l'arbitro, dopo il confronto con il proprio assistente, ha cambiato idea, assegnando e convalidando la rete del sorpasso biancorosso. Gemini che domenica avrà la trasferta di Salemi nel prossimo turno di campionato, sarà la 7ª giornata. Invece il Terrasini Mundi tornerà a casa al Salvatore Favazza. Di contro ci sarà l'Aragona. Anche lì sarà una partita difficile da capire se ci saranno i tempi per il debutto in panchina del nuovo allenatore Giuseppe Stagno. Lio la gestisce bene, resiste alla pressione, sale Muratore in mezzo, la prende Di Maggio ma la lascia dietro con qualche brivido, e poi a far arrivare a Longo. Siamo oltre i 4 minuti di recupero che avevamo ipotizzato, siamo quasi dentro il sesto. L'arbitro, occhi pinti di Enna, lascia correre in una partita ormai in cassaforte. Arriva adesso il triplice fischio ufficiale, il 3-1 del Gemini sul Terrasini Mundi con il brivido. Prima il rigore trasformato da Longo, poi la rimonta firmata Stassi con una doppietta. In mezzo l'autogol di Russo. Gemini che sale così in classifica, si prende questi 3 punti in questo modo. I biancorossi salgono a 14, conquistando un'altra vittoria al Nino Lobue. Qualche tensione con Di Maria protagonista, il capitano di oggi del Terrasini Mundi. Si parla anche con l'arbitro. E Demiere e Longo che poi chiariscono. Successo importante per il Gemini, che così si assicura questi 3 punti per continuare il proprio percorso verso la vetta della classifica. È tutto dal Nino Lobue, grazie dell'attenzione. Ciao da Salvo Geraci, alla prossima.